Buonasera, buonasera amici della terrazza mare di Lignano Sabbiadoro e buonasera amici di Telefriuli. Ci incontriamo per questo appuntamento importantissimo. Alle mie spalle Moda d'autore, serata finale della 12ª edizione di questo concorso per stilisti che si svolge in questa splendida città, che ha ospitato 19 finalisti, ben 19, tante, una cinquantina sono state le richieste di partecipazione nella prima selezione, poi ecco i 19 finalisti che ci proporranno qualcosa davvero di straordinario. Io lo posso dire perché ieri sera c'è stata una serata dedicata a loro, con una giuria che ha dedicato molto tempo per vedere e valutare nella giusta maniera quelle che sono queste straordinarie proposte. Avrò tante cose da dire, tante cose da raccontarvi, ma vorrei subito fare dei ringraziamenti che sono doverosi. Al Comune di Lignano Sabbiadoro, al quale rivolgerei un applauso subito, perché senza di loro tutto questo davvero sarebbe difficilmente realizzabile. Al Promo Turismo FVG, un ringraziamento particolare poi voglio farlo agli amici di CNA Federmoda. Anche loro ci sostengono e sono, come dico io, un marchio molto importante per una manifestazione come Moda d'autore, quindi un applauso lo farei anche a loro e l'applauso lo estendiamo anche alla Lignano Sabbiadoro Gestioni, che ci dà la possibilità di fare questa finale in una delle location più belle, ma non di Lignano, forse una delle più belle d'Italia e oltre, perché insomma noi lo diciamo sempre, lavorare in un camerino che si affaccia sul mare, è qualcosa davvero di straordinario. Cosa accadrà questa sera? Dicevo 19 stilisti in gara, io andrò a presentarli a gruppi di 3, quindi andremo insieme a vedere le loro creazioni, poi interverranno degli ospiti che andranno così a portare a voi i loro saluti. A questo punto passiamo la parola alla moda, passiamo la parola alla creatività e all'arte degli stilisti. Inizieremo con Marianna Bonanni, che arriva da Udine, con Michael La Mattina, che arriva da Bresso, in provincia di Milano, e poi con Arabella Gibin di Chioggia, in provincia di Venezia. A questo punto, Moda d'autore inizia. A voi.
Europa Plus. Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Sarebbe da dire che questo è solo l'inizio, Bene, abbiamo visto le creazioni di Marianna Bonanni di Udine, di Michael Lamattina di Bresso, in provincia di Milano, e di Arabella Gibin a Chioggia, in provincia di Venezia. Alle mie spalle c'è il marchio, il comune, la città di Lignano Sabbiadoro, e qui con noi abbiamo l'onore di avere il sindaco, l'avvocato Luca Fanotto. Buonasera sindaco, grazie. Buonasera per esserci venuto a trovare, e lascio a lei la parola per un saluto. Buonasera a tutti. A me fa un po' strano riuscire a vedere una sfilata che poi non è solo una sfilata, no? E sembra che proprio essere stati in grado di organizzare una manifestazione di questa portata permetta di ben sperare in un positivo superamento veramente di questo momento così drammatico talvolta e particolare della nostra storia. Io penso che questa manifestazione che ormai vedo da 10 anni, perché sono all'ultimo anno del mio mandato, sia cresciuta e io cresciuto insieme a lei, e devo fare veramente i miei più sinceri complimenti a te, Michele, e a Paola, perché avete sempre manifestato una grande capacità, un grande senso di responsabilità e tanta professionalità e cuore in quello che state facendo e avete fatto,
che rappresentate veramente un orgoglio per la nostra città, e penso che questo posto permetta di fare oggi, vedendo anche il mare, pensieri lunghi, e vedere la moda permette al nostro paese di credere ancora nelle proprie capacità, perché è l'immagine, il senso e il significato della nostra conoscibilità nel mondo. Quindi veramente tanti complimenti a coloro che ci credono e un augurio profondo a chi vuole intraprendere questa strada, che non è così semplice, ma spero che Lignano possa portare veramente fortuna. Sindaco, io la ringrazio molto per le parole che ci ha anche riservato, ma la ringrazio davvero. Ci vediamo poi per le premiazioni. Grazie davvero, grazie al Comune di Lignano Sabbiadoro, perché davvero tutto questo non sarebbe possibile, e ovviamente non volevo anticiparlo io, perché insomma, mi fa piacere che siano gli ospiti a dirlo, ma ieri sera quando ci siamo incontrati nel camerino con gli stilisti nel briefing ho detto: ma siete proprio veri? Cioè ci siete davvero? Siete in presenza? Sì, c'erano, e questo per noi è stato un motivo di grandissima soddisfazione, perché in qualche modo sono piccoli segnali che pian pianino si sta ricominciando. Bene, e a questo punto andiamo con un po' di pubblicità e poi torniamo, perché abbiamo altri 3 straordinari stilisti da presentarvi. Pubblicità! Eccoci qui amici, sempre dalla Terrazza Mare di Lignano Sabbiadoro per la serata finale della 12ª edizione del concorso per stilisti Moda d'autore. Andiamo avanti a conoscere le proposte di questi stilisti. A Lignano sono dati appuntamento stilisti che sono arrivati davvero da tante città italiane, e magari ne hanno approfittato non solo per far vedere le loro straordinarie creazioni, ma anche per passare qualche giorno di vacanza. Andiamo insieme a vedere le proposte di Carmen Vulcano, che arriva da Sant'Agata Militello in provincia di Messina. Proseguiamo poi con Laura Gianesini di Barbarano Mossano in provincia di Vicenza, e poi dalla Sardegna arriva Jessica Piras, precisamente da Villa Sor. A voi. legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up.
present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. 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 It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Ooh, ooh, The bigger they are, the harder they fall. These biggity boys are diggity dog. I have them like Miley Cyrus, clothes off, twerking in their bras and thongs. Face down, booty up. That's the way we like the wood. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. Timber. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going it's down. going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Now it's just me and the damn thing changed. Live in hotels, swing on planes. Blessed to say, money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Bowling, Che belle cose, io ve l'avevo detto, ve l'avevo detto, ve l'avevo anticipato. Abbiamo visto le creazioni di Carmen Vulcano, di Sant'Agata Militello in provincia di Messina, di Laura Gianesini di Barbarano Mossano Vicenza e Jessica Piras di Villassoro in provincia di Sud Sardegna. Abbiamo parlato del comune di Lignano Sabbiadoro, ma noi abbiamo l'onore da molti anni di avere come nostri partner CNA Federmoda. E quest'anno ci è venuto a trovare un ospite graditissimo, l'abbiamo avuto qualche anno fa, quest'anno siamo riusciti a riportarlo qui con noi, è il responsabile nazionale di CNA Federmoda, il dottor Antonio Franceschini. Buonasera, la lascio. Buonasera. Mi dicono che dobbiamo stare anche sul palco un po' distanziati, quindi manteniamo le distanze. Assolutamente. Dottor Franceschini, grazie per esserci venuto a trovare, grazie per essere tornato qui a Lignano e vorrei un saluto da parte sua. No, grazie a voi, grazie a voi come organizzatori per il coinvolgimento di CNA Federmoda, per l'interessamento e l'attenzione, veramente un grazie, un apprezzamento devo dare anche sentito all'amministrazione di Lignano Sabbiadoro, perché è una iniziativa questa molto interessante che sicuramente per quanto riguarda il pubblico che qui questa sera segue la manifestazione ha un aspetto, come dire, spettacolare, ma sappiamo bene, come anche il sindaco faceva riferimento nel suo saluto, nel suo intervento, il settore moda è un settore particolarmente importante per il nostro sistema economico e sociale. Questo è un evento che manda sicuramente un segnale di ripartenza, quindi il settore moda anche come suo
valore intrinseco che è quello anche di esprimere tendenze, spero possa dare appunto un messaggio di tendenza alla ripartenza. È un settore quindi particolarmente anche impegnato. L'ultima cosa che tengo a dire che quello che state vedendo è un lavoro approfondito fatto dagli stilisti, dietro c'è un grande lavoro di ricerca, c'è un'attenzione alla sostenibilità, all'utilizzo dei materiali, al riciclo, quindi moda non è solo e sicuramente creatività e bellezza, ma anche un grande lavoro di studio e di ricerca molto importante che viene fatto dal nostro settore. Quindi come CNA Federmoda siamo orgogliosi di poterlo rappresentare anche qui in Italia in generale e all'estero. Grazie ancora. Grazie a lei. Grazie a lei, dottor Franceschini, grazie a lei. Bene, io voglio anche ricordare una cosa, l'ho detto prima quando ci siamo salutati all'inizio, questo è frutto di una selezione, perché per arrivare alla finalissima di Moda d'autore gli stilisti hanno inviato il loro materiale con dei bozzetti, una commissione si è riunita, ha scelto i migliori tra tutti questi, ieri sera una giuria che poi andrò a presentare si è riunita e tra l'altro ha avuto proprio un incontro con gli stilisti, ogni stilista ha espresso quello che era il suo pensiero sul capo che ha realizzato e quindi c'è stato un incontro molto molto interessante. Detto questo, noi siamo pronti per andare a conoscere i prossimi stilisti in gara, le loro splendide creazioni, ma lo faremo subito dopo un po' di pubblicità. A voi pubblicità e poi qui dalla Terrazza Mare di Lignano Sabbiadoro con la finale di Moda. Siamo sempre qui alla Terrazza Mare di Lignano Sabbiadoro per la finalissima di Moda d'autore, edizione 2021. Come al solito io vado a presentare quelli che sono i 3 stilisti in gara, li abbiamo divisi a gruppi e quindi andremo insieme a vedere le proposte di Sara Martin di Venezia, di Giulia Petroni di Rieti e di Barbara Miele di Cordenons in provincia di Pordenone. A voi! To the Mac, get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Now, can I kick it? Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like I gave a little speed to a great white shark on shark. We raw, time to go up, gone. Deuces goodbye, I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer, nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now, sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city. I wanna kill who I am. I need a white light, a debauchee who can dance. Do you get me? I want to burn at your stove, stuck in the back seat. I'm gonna knock down the walls. Do you get me? I wanna
Abbiamo visto l'abito con la sorpresa, avete visto? Giustamente in questo caso abbiamo invitato la stilista. Pensate che abbiamo visto ieri sera, tutti e tre gli abiti erano, come si vuol dire, smontabili. Qui ovviamente per motivi di tempo ne abbiamo preso solo uno ad esempio, però insomma, quanta creatività, quante belle, il microfono non mi sopporta più, quante belle cose su questo palcoscenico. Io vorrei anche ringraziare la giuria che si è veramente dedicata a loro con tanta attenzione. Iniziamo a ricordare la presenza di Sabrina Minucci, stilista del progetto Nero Luce, poi ne parleremo. Sergio Giacon, storico scenografo di tante trasmissioni di successo, Festival Bar, Casa Vianello, Striscia la Notizia e tante altre belle cose. Quindi grazie anche a lei. Mario Mirasola, autore, conduttore, regista radiotelevisivo per la RAI. Dino Spallanzani, un imprenditore nel settore dell'abbigliamento. Gigliola Mattiuzzo, Ondina Pozzatello, storica acconciatrice che ha curato le acconciature di decine, centinaia di sfilate di moda, oggi davvero una maestra dello stile, quindi grazie Ondina per essere stata con noi. L'assessore Marina Bidin e poi con noi anche l'assessore Massimo Brini, l'assessore al turismo del comune di Lignano Sabbiadoro, ha fatto parte della giuria ed ora a lui cediamo il microfono. Buonasera a lei, assessore. Buonasera. Grazie, buonasera. Veramente il lavoro della giuria ieri sera è stato arduo perché i modelli che hanno sfilato erano veramente bellissimi e poi era molto attenta anche la giuria, ha fatto tantissime domande proprio per i materiali, per come venivano costruiti i vestiti, per come venivano ricamati e anche per tutti gli accessori che erano stati fatti. Quindi è stato un lavoro veramente certosino. E chiunque si aggiudichi stasera il primo premio è veramente meritatissimo perché così sbirciando un po' fra le varie, alla fine di quando sono stati dati i voti e sbirciando nelle cartelle ho visto tanti 10, per cui vuol dire che hanno dato il massimo. Poi se mi permetti di aggiungere, visto che siamo nell'anno della ripresa, Lignano Sabbiadoro, non solo la moda, non solo altre cose, facciamo anche tutta una serie di manifestazioni. Quest'anno abbiamo dato il via al primo concerto italiano dove era presente il pubblico, quindi abbiamo tutta una serie di record che noi riusciamo a fare ma non sempre a promuovere, per cui io dico a tutti quelli che ci guardano: venite a Lignano Sabbiadoro, troverete sempre qualcosa da fare, sempre delle novità e poi spaziamo dalla musica, dove ormai siamo diventati capitale italiana della musica estiva, e dalla cultura, dove ci sono tutta una serie di manifestazioni veramente molto interessanti e con autori di grosso rilievo, e per poi andare in quelle sportive dove lì abbiamo allungato la stagione e andiamo quasi a Natale, dove poi rifaremo il Natale da mare, sperando che il governo ce lo conceda di poterlo fare, e quindi siamo già pronti per ripartire per la prossima stagione. Quindi a Lignano si può venire d'estate, in bassa stagione e anche d'inverno, che c'è sempre qualcosa da fare. Grazie. E soprattutto Lignano ha un fascino straordinario anche fuori dalla stagione. È vero che chi ci guarda da casa ha dei periodi nelle ferie abbastanza definiti, però se potete venire a farvi qualche giorno a Lignano, anche fuori dai soliti mesi estivi, primavera o anche d'inverno, davvero ha un fascino molto molto particolare, quindi veniteci a trovare, venite a Lignano. Assessore, io la ringrazio ancora una volta perché ovviamente ha creduto anche lei in questo progetto fin dall'inizio e quindi sicuramente insomma noi cerchiamo di portarla avanti e il vostro supporto per gli stilisti è davvero fondamentale, quindi voi date davvero una grande visibilità e un supporto a questi, mi permetto di definirli ragazzi, davvero grazie. Grazie. Grazie a lei. Bene. Ed ora, indovinate cosa c'è? Un po' di pubblicità e poi torniamo qui. Pubblicità. Moda d'autore, serata finale alla Terrazza Mare di Lignano Sabbiadoro. Concorso per stilisti, 19 stilisti in gara, ogni stilista ha presentato 3 abiti da donna e quindi andremo a vedere il frutto del loro lavoro, del loro attento e meticoloso lavoro. Come al solito vado a presentare i 3 protagonisti del prossimo Momento Moda, che saranno le creazioni di Danila De Paoli di Cerasolo in provincia di Rimini, Angela Mastrolia di Campagna in provincia di Salerno e Alessia Fragassi, Città Sant'Angelo in provincia di Pescara. A voi. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why.
we kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I put you high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and swung. Left me crashing in a blazing fall. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. And instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. I guess I should have let you in. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a So you had to get hit down with the deal, unmask the face to reveal the real what you feel. You and your everyday situations, all the unnecessary complications. So you had to get hit down with the deal, unmask the face to reveal the real what you feel. You and your everyday situations, all the unnecessary complications. Just you better get hit down with the deal, unmask the face to reveal the real what you feel. Bad or right, sad sight tonight.
all the unnecessary complications. Just you better get here done with the deal, unmask the face to Mas eu quero ser. Mas eu quero ser. Mas eu quero ser. Sou eu e você. Eu gosto de ser sem porquê. Um sonho pra viver. Um novo amanhecer. Eu vou ser seu par, viajando no ar sem parar. Um beijo pra tirar. História pra contar, a nossa casa e o brilho do luar, a nossa dança vindo além do mar. O nosso amor tem gosto de maçã, cor de morango, é tudo pra sonhar. Mas eu quero ser. Bene, 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 continuiamo con questa grande carrellata di idee, di moda, di design, di fantasia, di creatività. Abbiamo visto abiti quindi di Daniela De Paoli, di Angela Mastrolia e Alessia Fragassi. Facciamo un altro bel applauso per loro. E tra l'altro vedo che siete in tanti qui presenti, ovviamente la telecamera è solo su di noi, però a parte gli ospiti che ovviamente abbiamo sempre a numero chiuso, però insomma abbiamo tanto pubblico che vediamo qui di fronte all'aperto sulla terrazza mare, questo ci fa davvero molto molto piacere. Bene, prima abbiamo parlato di CNA Federmoda, abbiamo parlato con il dottor Franceschini che è responsabile nazionale di CNA Federmoda, ma noi per tradizione abbiamo un ospite che ci viene a trovare oramai ogni anno, che è il responsabile regionale di CNA Federmoda, il dottor Antonio Cantarutti. Buonasera a lei. Buonasera, buonasera a tutti. Cosa ci racconta di lei? Ne ha vissute tante, quindi sicuramente ha un occhio particolarmente attento a quello che accade e magari a questa edizione. Sì, devo dire che sono particolarmente felice perché ieri durante i lavori di giuria ho sentito un brulicare nel backstage di idee, di persone che si scambiavano le idee, che rubavano con gli occhi, e questo è un lavoro fondamentale per gli stilisti perché cominciano a valutare qualitativamente il loro lavoro, cioè quanto vale il mio lavoro qualitativamente, non quantitativamente. E questo è veramente importante perché è un modo per crescere ed è in un certo senso alla base dell'associazionismo di categoria, e CNA Federmoda è l'associazione di categoria della moda e noi lavoriamo tutto l'anno per gli stilisti e per il settore moda. È importantissimo per noi far capire loro che cosa si può fare. Immaginiamo quale sarà il cliente del dopo pandemia, cosa vorrà, quali saranno le caratteristiche delle sue richieste. È importante per noi cominciare a capire queste cose, è importante per gli stilisti, per gli artigiani, riuscire a capire cosa ci sarà in futuro. E noi lavoriamo tutto l'anno per fare gli incoming di buyers dall'estero, per promuovere il loro lavoro e
io voglio ringraziare in particolar modo Moda Show, il comune di Lignano Sabbiadoro per aver dato questa possibilità ai nostri ragazzi. Grazie a lei, grazie ovviamente a CNA, grazie davvero. Ma noi lo diciamo sempre quando parliamo con gli stilisti, in realtà Moda d'autore ha l'aspetto della gara, ma è secondario, vi sembrerà strano, il bello è proprio il confronto. Stilisti del nord, del centro, del sud che si trovano in un camerino, condividono esperienze, si confrontano anche per quello che realizzano, e questa è la cosa più bella, perché vi posso garantire che c'è un legame tra loro straordinario, e quindi grazie davvero a tutti quanti loro e grazie a voi che ci date la possibilità di fare tutto questo. Prima di andare in pubblicità, permettetemi di fare a me un po' di pubblicità a un paio di amici che sono Walter Parisotto, il nostro fotografo, Foto Ottica RB, fare un applauso per loro di Lignano Sabbiadoro. Poi ringrazio Pixel, il nostro sponsor tecnico per questi maxi schermi alle nostre spalle, questo invece c'è sempre quando venite in Terrazza Mare, lo sapete. E poi di questi tempi poi è sempre stata fondamentale, ma di questi tempi è ancora di più la sicurezza, e per questo vorrei ringraziare Sicom Vigilanza. Facciamo un applauso per tutti loro, grazie. Io in realtà non ho fatto altro che anticipare quello che vedremo adesso, che è la pubblicità. Torniamo subito, ma voi rimanete qui. Dove andate? Status delle Friuli. Pubblicità. Francesco Snidero mi ha detto vai e io sono pronto a partire. Buonasera ancora, amici di Telefriuli. Ho colto l'occasione per ringraziare Francesco Snidero che è dietro la telecamera. Ovviamente un ringraziamento lo facciamo anche a Giandomenico Ricci che è in regia. Applauso anche per lui. Grazie. E grazie a Telefriuli ovviamente perché ha deciso di trasmettere anche quest'anno questa finale, e vi posso garantire che è molto importante per i nostri stilisti, perché sapete che oggi le televisioni, quelle che una volta erano televisioni locali o regionali, grazie a internet, grazie allo streaming, sono diventate in qualche modo internazionali. Quindi io sono sicuro che in questo momento ci stanno guardando parenti, amici dei nostri stilisti da ogni parte d'Italia e si siano arrivati. Ecco perché è importante il supporto della televisione, quindi ringrazio davvero ancora Telefriuli. Applauso per Telefriuli, non mi fate fare brutte figure, fate l'applauso anche agli amici di Telefriuli. Detto questo, siamo pronti per andare a vedere le prossime creazioni dei nostri stilisti. Inizieremo con quelle di Flavio Di Paoli di Urbino, poi avremo modo di vedere quelle di Jessica Rosa Liccardi di Pozzuoli in provincia di Napoli e poi di Alberto Messina di Maddalena di Cazzano di Budrio, Bologna. Into the rivers of love.
for your love. Sí, como quieras, como veas de ir. Ay, sí, cuando veas lo que veas para mí. I just held on and hoped to find that nowhere else you'd find my kind. Yeah, John. Oh yes, I did all I could to make it be like the wallflower. Never could. And I admit I wasn't your dear child. When I tried so hard to make you sure life without you is not as And my unsung hero lies beneath the rooftops made of gold. He's telling me I should jump. He'll be there when I fall. So I'll step back, pretend I'm shocked. Really, I always knew this would happen to me and you, John. I just held on and hoped to find that nowhere else you'd find my kind. Bang, 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 feel the killer laid and whiz on past. Miss my head, left turn, watch the crimson flow. Brother man on the floor. Ching, 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 let the dollars go. 'Cause life ain't messing round no more. Stone cold when they knock me out in the black of night. I heard them shouting murder. Yeah, in the black of night. Murder. Yeah, in the black of night. Bright white light up ahead. Screaming sirens that I dread. No one but me to be a witness to this tragedy. Brother man with open eyes, a single tear that he cries. Smiles
brother said to me, before the son of Saturday finds you here in this place, a pale look now on his Grazie ai nostri stilisti, grazie a Flavio Di Paoli, Jessica Rosa Liccardi e Alberto Messina. Un applauso ancora per loro, grazie. Bene, io prima l'ho fatto velocemente, però mi piacerebbe ricordare ancora una volta l'elenco, l'ordine dei nostri giurati. Adesso io andrei in ordine proprio di apparizione, così ho aiutato Francesco. Iniziamo da Mario Mirasola, che è qui davanti a noi. Mario, se ti puoi alzare, un applauso, lo facciamo, grazie davvero. Autore, conduttore, regista radio e televisivo. Poi abbiamo detto che, l'abbiamo sentito anche sul suo intervento, l'assessore Massimo Brini, grazie anche a lei per aver fatto parte della giuria ieri sera. Io lo dico sempre, rappresentando un po' il comune, è un po' anche il nostro notaio, quello che verifica che tutto si svolga nella maniera migliore, ed è importantissimo. Poi andiamo da questa parte, dove troviamo Dino Spallanzani, che oramai ci viene a trovare da molti anni da Reggio Emilia. Lui è un imprenditore nel settore dell'abbigliamento, ha tutta una serie di catene di negozi, ma la cosa che a noi fa molto piacere è che grazie a Dino alcuni stilisti hanno trovato lavoro, la possibilità di fare esperienza all'interno di alcune aziende, e quindi grazie Dino, perché fai un lavoro davvero straordinario. Grazie davvero. E poi, l'ho detto prima, vedete questa commistione di gusti, di esperienze, perché noi partiamo dall'arte, perché gli stilisti questo fanno, però poi bisogna passare anche da coloro che un giorno magari venderanno questi capi, che sono i commercianti, ed ecco quindi l'esperienza e la professionalità di Dino Spallanzani. Poi abbiamo artisti, perché creare delle scenografie che sono comunque parte integrante del successo di una trasmissione televisiva, è arte anche quella, e noi abbiamo Sergio Giacon per questo, quindi grazie Sergio per esserci venuto a trovare anche quest'anno. E poi, con la scusa di pettinare centinaia, migliaia di modelle, non lo so quante sfilate avrà mai visto, quindi quanti stilisti e quante modelle di tanti stilisti sono affidate alle sue mani esperte, Ondina Pozzatello. Mi permetto di definirla un pezzo di storia davvero di Lignano. Poi abbiamo avuto altri giurati che prima ho presentato, che ovviamente questa sera non sono potuti venire a trovarci. Poi ovviamente abbiamo ricordato CNA, ma poi avremo modo di rivederli nel momento delle premiazioni. È stata ricordata più volte, io la chiamo sul palco molto volentieri in questo momento, colei che gestisce tutto quello che accade nel dietro le quinte, ma per fortuna anche validissime collaboratrici, quindi per un attimo può mollare il backstage. Paola Rizzotti, responsabile dell'agenzia modashow.it. Eccola qui con noi, Paola. Buonasera. Allora, come sta andando là dietro, laggiù? Sapete che noi abbiamo la sala mostre della Terrazza Mare come camerino. Pensate voi che fortuna che abbiamo di avere una zona così bella. Come sta Abbiamo andando? il camerino più bello d'Italia, secondo me. Sì. Molto bene, è una grande emozione poter vedere realizzati i capi di questi stilisti, perché noi vediamo quando loro presentano i bozzetti, c'è sempre una grande curiosità. Devo dire che sono tutti bravi, belli, si parlava anche ieri sera. Ognuno trasmette qualcosa. Io sono fortunatissima di non far parte di nessuna giuria, quindi a me non tocca decidere nulla, perché veramente penso che mai come quest'anno sia veramente molto difficile. Quindi poi il mio grazie va al comune di Lignano Sabbiadoro, che sempre ci supporta e ci sopporta talvolta, a CNA Federmoda, che ormai è questo bollino per noi fondamentale, quindi grazie alla società d'area e a tutti i loro collaboratori, perché noi in 2 giorni, insomma, qualche piccolo fastidio glielo diamo, però penso che poi sappiamo farci perdonare con tutta questa bellezza. Come si dice, apriamo una fabbrica per 2 giorni. Scusa, Esatto. Visto che sei qui, quanto manca la pubblicità? No, visto che hai il cronometro. Siamo Potremmo a 12 quasi, minuti. cosa dici? Andiamo in pubblicità. Giandomenico, Paola Rizzotti mi ha detto di andare in pubblicità, al cronometro. Pubblicità, a voi, un applauso dalla Terrazza Mare. Grazie Paola, buon lavoro, perché la sfilata non è ancora finita. Siamo alla Terrazza Mare di Lignano Sabbiadoro, lo so che lo sapete, perché molti di voi ci stanno seguendo dall'inizio, ma sapete, la gente fa zapping e vede questa scenografia bellissima, questo marchio moda d'autore, e quindi io lo ripeto sempre ogni volta. Siamo pronti per andare a conoscere le creazioni dell'ultimo gruppo di stilisti in gara. Inizieremo a vedere gli abiti proposti da Cristina Mocchiutti di San Giovanni al Natisone in provincia di Udine, per proseguire poi con Virginia Milan di Mirano, provincia di Venezia, e poi ancora Federico Rossi di Lugugnana di Portogruaro, provincia di Venezia, e Francesco Conte di Cavallino Treporti, anche questo in provincia di Venezia. Pronti? Via con le creazioni dei nostri stilisti finalisti di Moda d'autore 2021.
I am the original. I am the original. I am the girl that you just won't admit you adore. I am the original. I am the original. I am the girl that you just won't admit you adore. I suppose you think that you know me now. Yeah, I bet you got it all figured out. And you try and pick apart the shit that I do all the while. The grass, the fame has got you. You're so vain. You don't even notice that corruption surrounds you. You don't even notice so many circles around you. You're just waiting for me to drown, so no one knows that you stole my whole sound, and that you're grinning when I come around. You fake ass bitch. You're just waiting for me to drown, so no one knows that you stole my whole sound, and that you're grinning when I come around. Fake ass bitch. I am the original. I am the original. I am the girl that you just won't admit you adore. I know you love me. I am the original. I am the original. I am the girl that you just won't admit you adore. How kind of you to offer what you think a woman should do. The flame within me is easy to see and easy to feel, but hard to conceal. It burns, but I'm not to blame, because all the same, you do want that flame. The flame is not what you might go against and fight. If it's there, you better beware. You're lost if you're hit, they say, and it's true, that's all there is to the flame. If you ain't dead, you will feel that dreadful emotion. Why did you try to prove that it's you who'd find your way through the flame? The flame within me so dangerously will start the old fire known as desire. Love is a risky game if it has the name of a burning
Grazie a Cristina Mocchiutti, Virginia Milan e poi abbiamo visto gli abiti di Federico Rossi e Francesco Conte. Applauso anche per loro, grazie. Belle cose, belle cose. Bene, io a questo punto vorrei un altro intervento di un amico che abbiamo citato prima e che ha fatto parte della giuria. Ogni anno ci viene a trovare su questo palcoscenico. Vorrei Sergio Giacon con noi. Buonasera Sergio. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti e complimenti per la manifestazione. Grazie. Ieri sera ci siamo trovati al tavolo della giuria insieme ai nostri ospiti. Cosa ti sembra questa edizione? Per me è la migliore di tutti gli anni in cui ho partecipato, ma veramente belli i modelli, belle la lavorazione, belle veramente tutto, la ricerca di materiali, veramente qualcosa di spettacolare, teatrale. Anche perché diciamolo, l'ho già detto prima ma lo ripeto, la giuria ha un incontro con gli stilisti dove lo stilista proprio spiega, presenta l'abito che ha deciso di proporre in gara. Lei da scenografo, lei, insomma non lo so, io poi do del lei, sul palco si fa così, quindi continua a dare del lei. Lei da scenografo, dottor Giacon, cosa la colpisce di un abito quando lo deve giudicare? Perché ovviamente io l'ho detto, ognuno, c'è la persona che magari ha negozio di abbigliamento, quindi guarda più la vendibilità al pubblico, c'è il tecnico che guarda proprio il dettaglio. Lei invece da scenografo quale aspetto la colpisce di più di un abito? Il colore, prima di tutto. Poi quello che è la vestibilità, come viene portato effettivamente con le modelle e quello che rappresenta, da cosa può essere scaturita l'idea di quel tipo di modello da fare, in poche parole. Bene, noi la ringraziamo molto, ovviamente ci fa piacere, è un fedelissimo di Lignano, si vede che è molto abbronzato. Grazie a Sergio Giacon. Ripeto, scenografo di grandissime produzioni, Mediaset in particolare, poi ne ha fatte talmente tante, insomma io cito Casa Vianello, Striscia, Festival Bar, insomma noi ci conosciamo proprio grazie al Festival Bar, quindi è un piacere averlo qui con noi. A questo punto io vi annuncio la pubblicità e vi anticipo che più tardi, subito dopo, ci sarà una sfilata con un brand molto particolare che ci viene a trovare ogni anno qui a Lignano Sabbiadoro e poi conosceremo i nomi dei vincitori della 12ª edizione di Moda d'autore, ma intanto un po' di pubblicità e poi torniamo con voi. 19 gli stilisti in gara a questa 12ª edizione, fate l'applauso, c'è qualcuno che era partito poi si è intimidito, oddio, 19 gli stilisti in gara a questa 12ª edizione di Moda d'autore qui a Lignano Sabbiadoro alla Terrazza Mare. Li abbiamo visti tutti, ma adesso è giunto il momento di amici che ci sono venuti a trovare anche quest'anno. Parliamo di un qualcosa che ci emoziona e mi emoziona molto, perché parliamo di Nero Luce. Che cos'è Nero Luce? Nero Luce è un brand che vede protagoniste le detenute della casa circondariale di Rebibbia. In giuria, l'ho detto prima, c'è stata e c'è, con noi non l'abbiamo potuta presentare sul palco perché era impegnata dietro il quinto, è Sabrina Minucci. Lei è una stilista, disegna degli abiti. Questi abiti vengono poi realizzati proprio dalle detenute della casa circondariale di Rebibbia. E il brand che supporta tutto questo è proprio Nero Luce, perché questo è il loro marchio. È bello averli qui perché è un'emozione forte. Io lo dico, ho avuto il piacere, l'onore di essere chiamato a un loro evento, di entrare all'interno di quella sartoria e vedere il manifesto di Moda d'autore, vedere Lignano Sabbiadoro, vedere questi colori di queste stoffe nel grigiore di quello che potete immaginare un carcere, dà un segno di speranza, di sole e di luce. E noi siamo contenti che loro siano con noi anche quest'anno. Tutto questo per presentare i capi che ci propone anche in questa 12ª edizione di Moda d'autore gli amici di Nero Luce. A voi. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space.
verde, devi fare così e tenerlo. Devi tenerlo così. Devo tenerlo così, che devo fare? Ok. Grazie, io torno sul palco, liberiamo le modelle perché vorrei ancora con noi Sabrina Minucci, la stilista che disegna tutto questo, Germana De Angelis, responsabile del progetto Nero Luce. Buonasera a voi, grazie per essere tornate a Lignano anche quest'anno. Com'è andata, Sabrina? Beh, grazie a voi, è retorica, ma questo è un grande segnale di rinascita per tutti, ma soprattutto perché abbiamo comunque sperimentato in prima persona cosa significava stare all'interno di quattro mura, quindi ci siamo immedesimati ancora di più in questo progetto che condividiamo con queste ragazze meno fortunate di noi. Io voglio dire due cose tecniche su quello che avete visto, perché i modelli sono molto semplici, ma per un motivo essenziale. Noi li realizziamo con dei tessuti che ci regalano, quindi gli abiti, il tessuto che vedete è assemblato, diventa un tessuto perché noi da una cosa che ci regalano da una parte, dall'altra, li mettiamo insieme e tiriamo fuori questa cosa. Per il resto lascio la parola a Germana perché è più preparata di me. Sono quella che è più detenuta. Germana ha studiato. Ho studiato. Sono quella che è più detenuta e passa tanto tempo con loro dentro. Diciamo che per noi ritornare qui ha una doppia valenza oggi, a parte il piacere di essere qui e di portare fuori il loro progetto. Diciamo che coincide anche con la riapertura del laboratorio dopo tanto tempo che siamo state chiuse a causa del Covid, quindi come potete immaginare c'è stato tanto problema fuori, potete immaginare quanto sia stato pesante all'interno di un istituto penitenziario dove le ragazze erano abituate a questa parentesi quasi normale, perché insomma ecco, il nostro laboratorio tu l'hai visto, certo, è colorato, certo, c'è la radio, quindi loro bellissimo, passano gran parte della giornata al di fuori della cella, ritrovarsi di nuovo chiuse a non fare nulla è stato pesante per noi non poter andare e per loro non poter lavorare, quindi abbiamo finalmente ripreso e contiamo di andare avanti finché ce la facciamo, finché ce lo consentono. E noi per le vostre ragazze, come voi le chiamate, come abbiamo fatto per tutti i nostri ragazzi e le nostre ragazze, quindi i nostri stilisti, è stato fatto ieri sera, ma se andate sulla pagina Facebook di Moda d'autore trovate tutto, che è stato consegnato a loro un attestato di partecipazione a tutti i finalisti, ovviamente non possiamo non consegnarvi anche quest'anno l'attestato di partecipazione Grazie. a Moda d'autore 2021 e ve lo consegna direttamente Grazie, Paola. Naturalmente avrà un posto d'onore nel nostro laboratorio, io sono l'intruso, loro ci aspettano e aspettano come ogni volta che veniamo qui che noi riportiamo, a parte il racconto di quello che è stata la manifestazione in tutti i particolari che riusciamo, ma queste cose per loro hanno un'importanza enorme, quindi questo sarà attaccato al nostro laboratorio che è stato appena ridipinto tra l'altro, quindi con grande piacere, grazie come sempre. Paola, vuoi aggiungere qualcosa? So che questo momento per te è sempre importante. È molto, sempre emozionante. Poi io che ho vissuto, abbiamo fatto questa sfilata a Rebibbia, ho visto il laboratorio e vedere i pass di moda d'autore, gli attestati di partecipazione all'interno del laboratorio è da una certa emozione, perché
pensiamo che forse noi nel nostro piccolo qualcosa a loro diamo, ma loro a noi danno molto di più. Grazie ancora, grazie. Grazie a Sabrina Minucci, a Germana De Angelis, ovviamente Paola Rizzotti l'abbiamo già conosciuta. Bene, adesso è arrivato il momento delle premiazioni. Particolarità. Noi agli stilisti non diciamo nulla, non sanno chi ha vinto e di conseguenza le modelle non sono pronte, quindi magicamente la televisione vi aiuterà perché appariranno le immagini degli abiti dello stilista, della stilista che sarà premiata. Iniziamo con i premi speciali. Io mi faccio da parte, il primo premio speciale sarà consegnato da Sergio Giacon. Premio speciale Moda d'autore 2021 va, dove sono gli stilisti dietro che stanno aspettando? A Virginia Milan. Il motivo è per la grande sensibilità e attenzione nei confronti dell'ambiente e delle tematiche legate al riciclo. Virginia Milan, questo è tuo. Mi sembra di vederla leggermente contenta. Che bello, questo è il bello di Moda Autore, vedete questi sorrisi, è la cosa bella. Grazie Virginia, complimenti. E a questo punto abbiamo il responsabile regionale di CNA Federmoda, il dottor Cantarutti, che andrà a premiare il prossimo premio speciale. Prossimo premio speciale va a Federico Rossi. Un applauso per Federico per l'originalità, il lavoro e la tecnica usata nella realizzazione degli abiti. Complimenti Federico. Molto bene, il tempo ai nostri fotografi per dare la foto. E ora arriviamo nella classifica con il terzo classificato. Premierà Massimo Brini, l'assessore al turismo del comune di Lignano Sabbiadoro. Prego Massimo. Era già accaduto e quest'anno accade di nuovo perché c'è un ex equo ai terzi classificati. La giuria non riusciva a venirne fuori, cioè le cose erano belle, hanno detto no, c'è la possibilità di avere un ex equo, sì, perché negare? Ex equo, terzi classificati, Alessia Fragassi e Angela Mastrolia. Noi ovviamente abbiamo preparato una targa sola, adesso provvederemo in qualche modo, però terze classificate ex equo pari merito sono loro. Complimenti. Guardate, poi la giocherete a briscola, non lo so, non vi preoccupate. Grazie, complimenti ancora, complimenti ancora. Secondo classificato, il premio lo consegnerà il responsabile nazionale di CNA Federmoda, il dottor Franceschini. Mi date il microfono Franceschini, poi se vuole fare una battuta poi vorrei anche il sindaco, visto che siamo arrivati quasi al termine. Cosa ci dice dopo aver visto tutta la serata? Ci siamo visti praticamente all'inizio, ora commento sulla serata. La serata è eccezionale, ha ribadito quello che da molto tempo diciamo, la forza creativa dei nostri stilisti che si unisce a quella che è la forza produttiva, quindi questo connubio che mi piace ribadire è uno slogan che abbiamo detto, quindi il coniugarsi del virtuosismo creativo e virtuosismo produttivo in un'espressione di quelli che sono i manufatti che abbiamo visto, che mettono in evidenza e in risalto la grande forza del Made in Italy. E a questo punto una grande curiosità, perché appunto io non sanno nulla, ho seguito i lavori, ma non facendo parte della giuria sono curioso di conoscere i vincitori. Le posso garantire che neanche la giuria sa nulla, questo è il bello, non sa nulla. Bene, secondo classificato alla 12ª edizione di Moda d'autore è Alberto Messina. Arriva Alberto, non lo sanno. Prego Alberto, vai al centro, io è solo un passaggio di testimone. Alberto Messina, secondo classificato in questa 12ª edizione di Moda d'autore, premiato dalle mani del dottor Franceschini, responsabile nazionale CNA Federmoda. Grazie davvero a CNA Federmoda. E a questo punto sul palco arriva il sindaco, l'avvocato Luca Fanotto, magari col microfono, ecco, mi piacerebbe proprio arriva la Paola col microfono, vede che la segue.
Paola la segue, una battuta anche da parte sua nel finale, ci farebbe molto piacere. Beh, ancora complimenti a tutti, agli organizzatori in primis, perché è un lungo lavoro, spesso difficile, però quando le persone ci mettono il cuore le cose riescono sempre bene, e penso che questa è una vostra caratteristica, come è stata una caratteristica degli stilisti che hanno elaborato delle creazioni veramente originali e ricche, secondo me, anche di sentimento per il loro lavoro, e penso che questo possa essere la chiave per ripuntare sulla qualità e superare definitivamente questo momento. Grazie Sindaco. Paola, se vuoi, vieni sul palco, dai, anche tu per premiare, lasciamo spazio al Sindaco, però credo sia opportuna anche la tua presenza. Questi abiti hanno colpito molto tutta la giuria, ne abbiamo sentito parlare anche oggi da alcuni giurati e non ci sono stati assolutamente dubbi nell'assegnare la vittoria di questa 12ª edizione di Moda d'autore a Barbara Miele. Lei vince Moda d'autore 2021. Qui a Lignano Sabbiadoro Barbara Miele si aggiudica il primo premio di Moda d'autore. Un po' i suoi abiti smontabili, come io li ho definiti, ma anche lei nella sua scheda, hanno colpito la giuria, hanno affascinato la giuria e hanno trovato in tutto questo un motivo veramente di originalità da premiare. Complimenti Barbara, complimenti ancora. Vai, fai la sfilata anche tu Barbara, vai. Prenditi l'applauso del pubblico. Mi piacerebbe concludere anche sul palco con l'assessore Brini, con Franceschini insieme a Cantarutti. Cantarutti è impegnatissimo a fare il filmato della vincitrice. Ragazzi, qui si fanno filmati, foto, è il bello. Io voglio ancora una volta un applauso per Paola Rizzotti, ovviamente modashow.it. Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi solo salutare? Complimenti alla vincitrice, ma complimenti a tutti gli stilisti, Esatto. perché penso che i presenti potranno confermarlo, sono state delle creazioni straordinarie. Li ringraziamo Quindi, ancora. bravi tutti. Marianna Bonanni, Michael Lamattina, Arabella Gibin, Cammer Vulcano, Laura Gianesini, Jessica Piras, Sara Martin, Giulia Petroni e poi ancora Barbara Miele, che ha vinto ovviamente, Danila De Paoli, Angela Mastrolia, Alessia Fragassi, Flavio Di Paoli, Jessica Rosa Liccardi, Alberto Messina, Cristina Mocchiutti, Virginia Milan e poi ancora, dove ho gli appunti, eccoli qua, e poi ancora Federico Rossi e Francesco Conte. Grazie a tutti, questo applauso lo meritate, tutto per voi. Un ringraziamento al Comune di Lignano Sabbiadoro che ci dà la possibilità di fare tutto questo, a CNA Federmoda per supportarci in questa iniziativa e darci così quella visibilità, quegli spazi nelle loro situazioni istituzionali. Ovviamente un ringraziamento lo facciamo anche a Lignano Sabbiadoro Gestioni, allo staff della Terrazza Mare, facciamo un applauso anche a loro perché hanno realizzato tutto questo. Francesco Snidero, Gian Domenico Ricci in regia, grazie ovviamente a Telefriuli e a voi che ci avete seguito fino a questo momento. Grazie dalla Terrazza Mare, grazie da Lignano Sabbiadoro e grazie da Moda d'autore. Ciao a tutti, grazie.